Possibili infiltrazioni criminali, l'antimafia ha bloccato i lavori del nuovo ospedale di Conegliano. L'interdittiva è stata emessa lo scorso 16 dicembre dalla prefettura di Napoli. Nel mirino è finita la ditta Eurosaf SRL con sede legale nella città partenopea, ma in fondo al tunnel c'è già uno spiraglio. I lavori, spiega il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi, presto potrebbero ripartire. Io devo ringraziare la prefettura e i miei collaboratori perché hanno trovato d'intesa con l'ATI, cioè con chi che ha organizzato il cantiere e i lavori, la possibilità di far entrare un altro subappaltatore al posto di queste persone, per cui questo fermo cantiere sarà di circa 20 giorni, 3 settimane e poi si riprenderà ovviamente il lavoro. Una corsa contro il tempo. Avendo l'obbligo del PNRR di arrivare col prossimo anno, a marzo del prossimo anno, a fine cantiere, è chiaro che abbiamo bisogno di correre. Fra l'altro il cantiere era stato già costretto ad uno stop dovuto al maltempo. Le piogge hanno ritardato i lavori di quasi 2 mesi. Ora, dice Benazzi, dobbiamo andare avanti, non ci può essere nessun altro fermo. Il cantiere del nuovo ospedale è finanziato con i fondi PNRR. I lavori devono essere terminati entro la scadenza prevista il 25 novembre 2025 per beneficiare dei fondi europei di 47,2 milioni di euro. La ditta, raggiunta dall'interdittiva dell'antimafia, era stata incaricata dal Consorzio Stabile Infratech di Milano per eseguire i lavori del nuovo ospedale. Nel marzo 2023 il consorzio milanese si era aggiudicato il cantiere dell'ULSS 2 del valore complessivo di oltre 55 milioni di euro, ma le indagini dell'antimafia hanno messo la parola fine ai lavori della ditta partenopea. La Marca negli ultimi giorni è stata raggiunta da 2 interdittive, quelle relative alla ditta in subappalto napoletana ed un'altra che ha colpito una società con base sempre a Conegliano, operante nel settore dell'edilizia e specializzata nella viabilità. Siamo contenti che questi controlli avvengano, è meglio che avvengano adesso che dopo, ecco, quando magari abbiamo pagato, eccetera. Quindi credo che sia importante che questi controlli continuino. È chiaro che i nostri tecnici mandano la richiesta appunto alle prefetture varie a seconda di dove vengono le ditte e poi è la prefettura che ci dice questo ha dei problemi oppure questo è a posto dal punto di vista dell'antimafia.